È con noi Andrea Rognoni per l'appuntamento di Terza Pagina. Andrea, ci senti? Sì, eccoci qua. Buona Padania e buona Benacchia a tutti. Oggi parliamo soprattutto di politica, metapolitica e politologia, perché facciamo una rassegna di libri che sono usciti negli ultimi mesi e che parlano di tematiche molto importanti, molto care anche così all'orizzonte di RPL per tanti motivi, dal populismo al sovranismo, alla cosiddetta antipolitica, al problema dell'identità sotto varie forme e natura. Sono libri, ripeto, che sono usciti nel corso degli ultimi mesi, a partire dall'autunno del 2018, e che diciamo debitamente letti, perché vanno letti con una dovuta calma, non si tratta di un romanzo, non si tratta di una critica d'arte, sono sicuramente molto interessanti. A proposito di arte, però, prima un consiglio per i milanesi: alla GAM, Galleria di Arte Moderna di Via Palestro, c'è una bella mostra fino a giugno inoltrato su Angelo Morbelli. Angelo Morbelli, alessandrino, è morto 100 anni fa esattamente, ha vissuto l'epoca divisionista, cioè del colore che si divide in puntini o in forme diciamo non strettamente figurative, anche se l'impianto rimane complessivamente figurativo, di carattere impressionistico. Morbelli poi ebbe modo di girare, di andare per tutta la Padania e anche a Milano, fece tantissime opere su Milano, che sono presenti anche paesaggi e altri ritratti, sono presenti proprio alla GAM. È una mostra per chi ama quel passaggio d'epoca tra 800 e 900, che ancora si ancorava al classico come preeminenza della figura del paesaggio, ma già concedeva dal punto di vista tecnico molto all'ispirazione che sarà poi tipica del Novecento, perché il divisionismo è un dividere la luce, e quanto a luce, quanto a colore, quanto a fulgore davvero Morbelli è imbattibile, perché padanissime risultano proprio le sue opere, ambientate o nel mondo del Monferrato, dell'Alessandrino, oppure appunto della Lombardia, dove approdò. Una luce primaverile, una luce densa, ma appunto attraverso il divisionismo capace di operare come una specie di taumaturgia dell'occhio, insomma, come se il nostro occhio fosse stregato da questa orgia di divisioni, di puntini, in modo da così farci intendere quanto tutto quello che noi vediamo al mondo non sia univoco, ma passi attraverso le diverse sensibilità di ciascuno di noi, pur accomunandoci tutti da questo amore per la natura che lui ebbe forte, la natura padana con la sua bellezza inconfondibile. Ma arriviamo alla nostra rassegna di libri. Abbiamo detto politica, metapolitica, politologia, riflessioni sulla politica. Penso che il periodo che stiamo vivendo sia ricchissimo da questo punto di vista, e se c'era ancora qualche dubbio sul fatto che la riflessione sulla politica fosse un'arte o meno, adesso questi dubbi vengono meno, perché in questi libri non c'è soltanto lo studio dei vari autori, che sono autori di varia estrazione, origine, formazione, eccetera, eccetera, ma non c'è solo quello, c'è anche proprio la capacità espressiva, perché quando noi abbiamo a che fare con questi nuovi concetti tipici del terzo millennio, come populismo e sovranismo, e ripescando ovviamente il discorso dell'identità, che è un'altra parola chiave, noi dobbiamo anche fare un'operazione linguistica, nel senso che la dimensione linguistica è sempre molto importante, perché ci introduce in un approccio che è segnico, si dice, cioè a volte conta più il segno della sostanza, e nel populismo e nel sovranismo non è un fattore negativo, perché la forma di governo, la forma di popolo, la forma di società che vengono proposte dal populismo e sovranismo sono decisive per
l'appropriata conduzione del mondo, di un mondo che è cambiato moltissimo negli ultimi 50 anni, nel bene e nel male, e ha bisogno di tutta una nuova impostazione di pensiero innanzitutto. Quindi ecco che scatta anche una dimensione filosofica. E subito, a proposito di questo, Emanuele Severino, uno dei più grandi filosofi padani e italiani, Il tramonto della politica, considerazioni sul futuro del mondo. Perché Severino è preoccupato dal tramonto della politica e che cosa realmente intende? Sì, cioè sta tramontando quell'idea di politica che noi avevamo, noi ragazzi del 56, per dire, insomma, ancora fino agli anni 80 del secolo scorso, sta definitivamente tramontando. Se la politica deve essere pura mediazione da una parte o ideologia applicata dall'altra, non regge il confronto con la complessità del mondo odierno. E il futuro del mondo, come sostiene Severino, è contrassegnato dalla fine della politica tradizionale, che deve cedere e concedere il passo a tutta una serie di sistemi che non possono non essere anche tecnici. Severino in tantissimi libri, con la sua acutezza, ci ha messo in guardia dalla tecnocrazia. Però è anche vero che la tecnocrazia non si può eliminare o far finta che non esista con un colpo di botto. La tecnica, la dimensione della tecnica è una dimensione che, per quanto fastidiosa, noiosa e indigesta, deve comunque servire nel momento in cui sono crollate le ideologie e sono crollate qualsiasi forma di mediazione puramente democratica, in senso liberal-democratica. Non è che è finita come modo di vedere, ma è finita come predominanza sulla politica, quel modo di fare, i partiti tradizionali e quant'altro. Ecco perché è un libro che va letto ed è uscito per le edizioni BOR. Il tramonto della politica, considerazione sul futuro del mondo. Veniamo ad una serie di libri che riguardano proprio la questione del sovranismo. Già l'autunno scorso è uscito, volevo parlarne da molto tempo, anche se l'avevo citato, Paolo Becchi con Italia Sovrana. È curioso sulla figura di Becchi, che io stimo abbastanza, bisogna rifarci a quello che è stato scritto nella pagina di retrocopertina di questo libro, che si intitola Italia Sovrana. A parte le lauree honoris causa e il suo insegnamento come ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova, ma inizialmente era considerato, c'è scritto, non lo dico io, l'ideologo del Movimento 5 Stelle. Poi si è impegnato per la trasformazione della Lega Nord in una Lega Nazionale, editorialista di Libero e via dicendo. Ultimamente lo si vede un po' meno in televisione, ma forse perché sta scrivendo un altro dei suoi bellissimi libri. Perché è importante questo libro della Sperling & Kuffer, Italia Sovrana? E ora che nasca uno Stato sovrano che difenda gli italiani contro lo strapotere dell'Unione Europea, il ricatto dei mercati, il globalismo che cancella l'identità dei popoli. È importante perché Becchi è una persona che, sulla base di tutte le esperienze di pensiero e di insegnamento che ha avuto, sta ripensando lo Stato sia in senso sovranista, sovranpopulista, ma sia anche in senso federale. E ci sono delle pagine bellissime che io invito a leggere, perché sono la sostanza poi di un discorso che si sta configurando in maniera sempre più chiaro e forte, di intreccio fra federalismo e sovranismo, che sarà il futuro non solo dell'Italia e dell'Europa, ma del mondo. Becchi dice di voler ripensare lo Stato e ha ragione. 20 anni fa si pensava che lo Stato fosse morto, parliamoci chiaro. Mi ricordo una conferenza dove pontificarono giustamente Bracalini da una parte e dall'altra Tremonti, in cui si diceva appunto gli Stati-nazioni stanno morendo. In realtà le cose non sono andate così. Non sono andate così perché rispetto, e questo lo spiega molto bene nel libro Becchi, rispetto alla pressione globalista, sia a livello economico, sociale, culturale, etno, multietnico, eccetera, purtroppo la capacità di difesa delle regioni o delle macro aree statali, eventualmente anche posizionate
verso una forma maggiore di indipendentismo, non basta. Non basta perché in pratica l'alleanza fra queste realtà si configura solo in una versione dello Stato che sappia frenare il delirio della globalizzazione. Ma questo Stato deve essere diverso dallo Stato di una volta. Ed è molto bravo Becchi a spiegare che c'è una differenza abissale, signori, abissale fra nazionalismo classico, quindi nazionalismo, e sovranismo. Perché il sovranismo trova la sua forza proprio nel federalismo interno e nella contrapposizione rispetto ad un tipo di mondialismo, di europeismo, che a tanti disastri ha fatto, ma con una verve, una capacità e una profondità anche sul piano ideografico, che nulla ha a che fare col fascismo o con altre forme di statalismo, perché anche quello comunista di Stalin è una forma di statalismo. Quindi ripensare lo Stato è doveroso, partendo ovviamente da quelli che sono i principali pensatori degli ultimi 30, 40, 50 anni. Non a caso viene citato Alain de Benoist, vengono citati moltissimi, tra i tradizionali Althusius e Schmitt, ma sono già morti da un pezzo. Tra i più recenti tutti quelli, da Miglio a Oneto agli altri pensatori che hanno incubato anche in parte, perché lui non dimentica completamente, attenzione Becchi, la sua gioventù, si fa per dire, pentastellata, un tipo di protesta che comunque, diciamo, aveva delle buone idee, forse non più applicate dalla M5S in maniera perfetta. Ma poi nel libro c'è anche la breve storia dell'idea d'Europa, un'idea che non deve morire, ma deve essere ricompattata e riformulata in maniera completamente diversa. Becchi ce ne propone alcuni spunti che sono doverosi. Uno dei pregi di Becchi è quello di riuscire a prendere in considerazione uno spettro vastissimo di metapolitica, sulla base di una mentalità, mi si permetta, tipicamente senese, ligure, di non buttare via niente perché potrebbe venire utile e prezioso. E questo non significa mistificare, perché lui ha una mente lucidissima, Becchi, e riesce sempre ad arrivare a riportare al focus iniziale tutto l'ambaradan che ha messo in campo. E c'è perfino un'ultima parte dedicato ai problemi dell'autonomismo, come il caso catalano, le piccole patrie italiane, che certamente andranno avanti nelle loro, parlo soprattutto della Padania attraverso Lombardia e Veneto, che io chiamo Benacchia, andranno avanti nel loro cammino, ma dovranno pur sempre fare i conti con questa nuova forma di Stato che lui ci propone. Tra gli ultimissimi usciti certamente abbiamo un libro che sta avendo un enorme successo, già abbastanza esaurito in molte librerie, di Francis Fukuyama, il politologo statunitense di origine estremo orientale che insegna all'Università di Stanford, che divenne famoso con il saggio, dopo il crollo del muro di Berlino, della fine della storia, dove si postulava che la storia oramai era finita, insomma una dimensione fondamentalmente di impianto liberal-democratico avrebbe prosperato per sempre in ogni parte del mondo, abolendo tra l'altro ogni forma di guerra e ogni forma di contrasto. Adesso il nostro Fukuyama si è accorto di un problema. Houston, qui c'è un problema. Il problema qual è? L'identità. Infatti il titolo del libro che sta avendo questo successo è Identità, la ricerca della dignità e i nuovi populismi. Ripeto, autore Francis Fukuyama, della UTET. La UTET la trovo sempre una casa editrice molto ben attrezzata, perché sul pezzo e pur partendo da una dimensione didattica che è tipica di molti suoi manuali. E questo libro di 320 pagine che cosa ci dice in buona sostanza? Ci dice che la globalizzazione è andata avanti dopo il crollo del muro di Berlino anche con un imprinting liberal, però sono nate e cresciute delle identità molto forti che percepiscono di più la dignità del gruppo al quale appartengono, che ritengono disprezzata o in qualche modo trascurata. Da qui nasce un risentimento. Naturalmente l'identità è un'identità o economica o politica
geopolitica, oppure un'identità etnica, oppure un'identità culturale, ma tutte quante hanno questo denominatore comune, che vogliono maggiore riconoscimento pubblico del proprio gruppo, perché, e questo è interessante perché Fukuyama si dimostra uno psicologo anche molto bravo, perché l'io di ciascuno dei componenti di questi gruppi si ritiene sottostimato, e quindi questo io interiore ha bisogno di un gruppo che riesca a sconfiggere un mondo esterno di regole e norme sociali che non riescono a riconoscere il valore e la dignità di quell'io. Questo discorso l'ha intercettato molto bene anche Diego Fusaro, e lo considero un po' isterico, nel senso che sì, è vero che qui abbiamo un festival dell'ego stratosferico, però bisogna riconoscere che questo risultato è qualcosa di incontrovertibile per il momento, e quindi all'io si appigliano perfino appunto i popoli sovrani, perché in fondo, pensateci bene, il ragionamento che fa indirettamente anche lo stesso Fukuyama: se a Roma si scende per strada e si dice ma io qui dentro i Rom non li voglio, è perché il proprio io si trova in qualche modo turbato. Ma è giusto che sia così nella misura in cui ovviamente questo grande sviluppo dell'io nel bene e nel male ha caratterizzato gli ultimi 30-40 anni. A questo punto Fukuyama, ovviamente essendo di formazione liberal, dice si tratterà quindi in qualche modo di soddisfare nel circo Barnum della globalizzazione anche tutti questi io di gruppo, che dovranno essere in qualche modo salvaguardati, perché altrimenti si arriva alla guerra civile. Naturalmente l'esempio che poi lui ha più di fronte degli altri, essendo americano, è Trump, perché quel famoso Midwest incazzato come una iena contro il radicalismo della signora Clinton vuole un riconoscimento del proprio io che è stato calpestato. Ma in fondo chi sono più importanti? Ce lo chiediamo tutti noi come ascoltatori e come conduttori di Radio Padania. A questo mondo, in questo momento, chi sono più importanti? I migranti o il nostro papà, nostra mamma che fanno fatica a respirare e giacciono in case di riposo in forme molto tristi? Io la risposta non ve la do perché è implicita, però sacrosantemente Fukuyama intercetta con questo libro questo problema della dignità. Ma dove è andata a finire la mia dignità di io nativo? Dove è andata a finire? Sotto la suola delle scarpe o di certe scarpacce che lascio nere, che lascio alla vostra immaginazione? E qui abbiamo un altro libro simile ma più schierato, ed è Colin Crouch, Identità perdute, globalizzazione e nazionalismo, della bella collana a tempi nuovi della La Terza. Praticamente Crouch non fa molta finzione nell'ammettere che è di sinistra e critica molto la sinistra degli ultimi 20 anni, che è diventata troppo concessiva nei confronti del mondo liberal, del mondo liberal democratico. E in pratica, quando è arrivata la globalizzazione, si trattava di difendere tutti, ma tutti non sono stati difesi, i poveri, gli ultimi, perché si è ammiccato così al mondo finanziario, cose che abbiamo detto 100.000 volte anche altri su questa rete. Ora, la rinascita del nazionalismo di fronte alle minacce della globalizzazione, secondo Crouch, non sarebbe la soluzione. La soluzione sarebbe da identificare in una sorta di sussidiarietà di ispirazione socialdemocratica che riesca a rimettere nuovamente in contatto armonico tutti i vari gruppi di cui parlava peraltro anche Fukuyama, compresi i gruppi di nativi, di indigeni rispetto ai migranti, oppure a gruppi che si trovano in difficoltà dal punto di vista del potere d'acquisto, anche in senso economico. Peraltro, nella parte centrale del libro, Colin Crouch sostiene in maniera anche un po' proditoria, non senza tortuose
tortuose deliberazioni mentali, che la globalizzazione non ha poi prodotto così tanti danni, perché si sarebbe dovuto vedere il caso contrario, cosa che non è poi probabile naturalmente, perché le cose sono andate in quella direzione. Ma se non ci fosse stata la globalizzazione, davvero saremmo tutti più ricchi? No, dice Crouch, perché per altri motivi, che sono scarsa tecnologia, difficoltà di commercio, si sarebbe nuovamente ricaduti nella povertà. Vabbè, insomma, qui ci sono posizioni anche opinabili dal punto di vista della scienza economica, che come al solito non si dimostra proprio una scienza allo stato puro, ma bocaccia mia, state zitta. Certamente Crouch non è indifferente a tutti i processi di autonomia, cita anche il caso catalano e scozzese, anche se poi finisce per vederli unicamente in chiave nazionalistica, perché insomma secondo Crouch ha il suo fascino l'idea, lo ammetto, ma non è fondata sul piano della verità. Secondo Crouch scozzesi e catalani, quindi in un certo senso anche i padani, avrebbero imitato i nazionalisti classici soltanto per gareggiare in fatto di nazionalismo e non di richiesta effettiva di identità, ma è tutto da valutare, tutto da vedere, magari ritornando alle pagine del nostro Becchi, che ce lo spiega meglio e in forma più adeguata alle nostre sensibilità. Ma ancora vi cito, e vado verso la conclusione, Carlo Galli, che insegna a Bologna. Carlo Galli, ce ne sono tantissimi Galli in giro, non è il nostro Bruno Stefano, ha una formazione di tipo democratica, liberal-democratica, ha scritto L'età moderna e l'età globale in passato, dirige la rivista Filosofia Politica, e in questo libro del Mulino Carlo Galli scrive, cioè il titolo è Sovranità, fa una bella storia della sovranità ed è molto bravo nel farci capire come la sovranità sia cambiata e sia mutata attraverso il tempo, fin dai tempi del Trattato di Westfalia per arrivare fino ai nostri giorni e configurarsi sempre in maniera nuova, anche tensiva, cioè ricca di tensioni, perché la sovranità, intendiamoci, non è qualcosa che decide in maniera arbitraria, è pur sempre il frutto di rapporti dialettici, anche se ora lui intercetta questa nuova richiesta di sovranità che può effettivamente ritrasformarsi in democrazia. È una posizione anche un po' eretica rispetto al mulino, alla maggior parte dei mulinisti, no? Di questa associazione che abbiamo parlato tante volte, che pubblica la rivista, ma che poi in realtà fu quella che favorì anche il federalismo ai tempi del Partito Repubblicano, a cui molti aderivano, e poi dopo venne meno a quella vocazione, avvicinandosi a posizioni europee, fondamentalmente filo-europeiste. E il Galli lo trovo abbastanza anomalo nel contesto mulinista, perché è in grado di abbordare certe tematiche come il sovranismo con una certa apertura mentale che non trovo in altri. Quindi il libro va assolutamente letto, si intitola Sovranità, costa solo 12 euro e si trova in tutte le librerie. La sovranità può in qualche modo fare bene alla democrazia se è usata nella maniera giusta, se è anche, qui fa un po' da pandant a Becchi, se è in grado di riformulare lo Stato nella maniera giusta. E naturalmente questo può servire di lezione anche all'Europa, anche se Galli rimane convinto che fuori dal contesto europeista non possa accadere nulla di completamente davvero positivo. L'ultimo libro della Feltrinelli Edizioni, anzi Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, Populismo di lotta di governo, di Manuel Anselmi, Paul Blocher e Nadia Urbinati. Qui c'è una forte critica del populismo, parliamoci chiaro, che è il frutto di ricerche decennali che insomma vogliono far intendere dal loro punto di vista che il populismo non è veramente figlio della democrazia, perché avrebbe partorito un tipo di neocostituzionalismo che non rispetta la libertà fino in fondo. Allora, qui ritorniamo a un grosso problema, perché in uno di questi libri ho trovato anche una critica di Renzi come figlio parodistico del Berlusca, che tenta un suo populismo con la sua riforma della Costituzione. Ma quella riforma della Costituzione che poi è stata bocciata nel dicembre del 16 era una riforma assurda. Però questo non toglie che la Costituzione e quindi il costituzionalismo come grimaldello del populismo rimanga valido,
a patto che veramente una riforma seria della Costituzione o una nuova Costituzione sia quella giusta per un'Italia sovrana, anziché per una Spagna sovrana. Adesso si vota anche in Spagna, vedremo come andranno le cose e sarà dopo commentarle. Quindi mi raccomando, leggere questi libri non sono tempo buttato via, perché servono per capire tanti filoni di ragionamento che anche quando sono critici, non è il caso di Becchi certo, ma quando sono critici come in Populismo di lotta di governo o come in Crouch, Identità perdute, servono a capire come i nostri avversari possono essere battuti sul loro stesso terreno. Quando finalmente sarà costituita o ricostituita una filosofia del leghismo, che è anche filosofia del federalismo, del populismo, del sovranismo, in maniera compiuta, io nel mio piccolo ci sto lavorando, allora veramente avremo le carte in tavola per poter definitivamente affrontare tutte queste tematiche veramente molto vaste e molto profonde. Ma se di questo si parla in questo tempo e di questo si stampa, vuol dire che queste sono le vie giuste, le vie intraprese per esempio in maniera forte e chiara dal movimento, insomma, a cui facciamo riferimento, ma poi certamente anche in subordine da tanti altri che si sono anche un po' hanno mutato pelle nel corso del tempo e hanno concesso qualcosa a tutta questa dimensione che è venuta emergendo in maniera perentoria negli ultimissimi tempi. Ultimi 2 libri, caro regista, quanto manca? Scusa, Prego Andrea, purtroppo siamo già oltre il termine della trasmissione. Li cito, della Gribaudo Edizioni, comprate il libro della sociologia e il libro della politica, 2 manuali straordinari. Gribaudo Edizioni costano solo 20 euro per reimpossessarsi dei fondamenti delle materie che abbiamo appena parlato. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorge Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord.